Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. È tutto pronto per la prima corsa, il premio Anorico, un confronto per 3 anni che non abbiano vinto 3.000 euro in carriera, in cui c'è un favorito netto nel numero 5 di Indurain SLM. È un figlio di Green Shoe e New Star Power, allenato da Harry Rantanen con la guida di Pietro Gubellini. Un secondo posto e 2 rotture in 3 uscite in carriera per lui, soggetto di buoni mezzi ma ancora un po' acerbo, e poi YWise S l'alternativa, Roberto Vecchione per Paolo Romanelli e Karin Walter Momert per questo figlio di Trolley ed Omega Wise AS, che è l'alternativa. La macchina si muove, si va in partenza. All'1 Iris Spritz, Andrea Farolfi, 2 Iblis Mima, Mario Manzone, 3 Janus Matley, Lorenzo Talpo, 4 Inverter Fila, Alberto Garruto, 5 Indurain SLM, Pietro Gubellini, 6 Iside MC, Enrico Bellei, 7 Giulia Di Casei, Giorgio Cassani, 8 Iglesias Jet, Giampaolo Minnucci, 9 Into the Wild, Mario Greco, 10 YWise S, Roberto Vecchione, 11 Itaca Sat, Filippo Mondi. Partiti, Iblis Mima rifiuta l'allineamento, galoppa Inverter Fill, prova ad andare al comando Iside MC che confonde il passo 4, e sbaglia, prova allora a passare Indurain SLM che trova però al suo interno la sagoma di Iris Spritz. Iside AMC squalificato. Fioccano le rotture sulla prima curva, passa Indurain SLM che dopo un lancio in 16-2 si trova al comando. Cavallo numero 7 Giulia Di Casei squalificato. Prova a puntare in avanti Itaca Sat, il battistrada un po' deconcentrato, Pietro Gubellini cerca di tenerlo su di giri. 400 metri iniziali passati in 32-4, Indurain SLM in vantaggio, Itaca Sat di fuori, poi Iris Spritz, seguita da Into the Wild, seconda pariglia esterna per YWise AS che precede Iglesias Jet. Completamento dei primi 600 di gara in 48,6, di tutto comodo per il battistrada Indurain SLM che continua a guidare liberamente. Itaca Sat è arrivata gradualmente il suo esterno e accompagna il leader che passa gli 800 metri in 1,4 sul piede dell'1,20 al chilometro. Indurain SLM e Itaca Sat sempre uno accanto all'altro, poi Iris Spritz con a destra YWise AS, ancora Into the Wild, Iglesias Jet, chilometro in 1,19,5, Indurain SLM sempre in vantaggio, Itaca Sat al suo esterno, viene privato ora dei tappi estraibili il leader che si stava un po' addormentando. YWise S mette il naso in terza ruota, riaccelera il battistrada Indurain SLM che ha fatto 15,5 alla retta di là. Indurain accelera, YWise viene con decisione, poi Iris Spritz e Iglesias Jet, ancora Into the Wild, cala Itaca Sat all'ingresso della dirittura d'arrivo, Indurain SLM in vantaggio nei confronti di YWise AS, Iglesias Jet che prova a fare l'arrivo, di dentro c'è Iris Spritz, Indurain SLM, ancora molto verde ma vince nettamente per il secondo posto, è stretta tra YWise AS che viene coperto da Iglesias Jet che fa un bel finale, 29 ad arrivare, 1.17.1 il ragguaglio cronometrico per Indurain SLM, Pietro Gubellini, Harry Rantanen, i colori della Maidem 92, per il figlio di Green Shoe e New Star Power che si impone in cost to cost. Cavallo che va ancora un po' a corrente alterna, non si impegna linearmente sul percorso, ma oggi trova compagnia decisamente alla portata e viene a vincere bene. Finisce forte Iglesias Jet che probabilmente prende il secondo nei confronti di YWise S in un arrivo stretto con l'allievo di Giampaolo Minnucci che probabilmente coglie il secondo, quindi 5-8-10 il probabile arrivo in numeri della prima.